Sono pronti a intervenire se dovessero essere tagliati i fondi per la non autosufficienza i pensionati che domani faranno una sorta di presidio, saranno comunque presenti in regione dove si comincerà a discutere della nuova legge di bilancio. Seguiranno in aula tutta la maratona dedicata all'approvazione della finanziaria e del bilancio di previsione 2013 del Veneto. I pensionati della CISL intendono sorvegliare i lavori del Consiglio regionale. Il timore è di assistere a nuovi tagli al sistema assistenziale. Se avvenisse, il sindacato è pronto a mobilitarsi. Noi siamo preoccupati perché la nostra gente soffre sempre di più, ha sempre meno soldi in tasca, la redistribuzione del reddito va sempre a rotoli, quindi soprattutto gli ultimi debbono essere tutelati. Il fondo per la non autosufficienza, quello che c'è, va mantenuto, se possibile rafforzato e soprattutto speso. Noi abbiamo una legge regionale sulla non autosufficienza, bisogna per quelle parti che è possibile cominciare sul serio ad applicarla. Un ulteriore motivo di preoccupazione sugli esiti del dibattito in Regione è dato dal clima di forte incertezza che il voto ha prodotto in Parlamento, che potrebbe riflettersi o che si è già riflesso anche a livello locale. C'è già uno stallo anche da noi perché il Consiglio della Regione e la Giunta regionale in questo ultimo periodo non sta producendo lavoro.